Terzo lunedì di fila, siamo con Che Calcio Che Fa, appunto alla terza puntata, ed è una meraviglia, si va avanti in continuazione con tutte le varie iniziative che riguardano ovviamente sia il calcio che anche i libri. Infatti avremo anche un ospite importante per ciò che riguarda l'editoria, in questo caso calcistica, lo avremo in diretta assieme a un altro gradito ospite di Che Calcio Che Fa. Tutti e due sono venuti anche nella trasmissione che facevamo presso Lombardia TV, ahimè, fino cos'era quasi un paio d'anni fa, perché dopo c'è stata la pandemia che ha cambiato un po' tutto, ma noi non perdiamo nulla, perché con le nostre dirette Facebook ovviamente riusciamo a raggiungere un bel numero di persone. Ricordo che Calcio Che Fa è un'iniziativa collegata alle pagine Facebook di Che Calcio Che Fa, le personali, ma soprattutto quella di questa, che è di silvermusicradio.it, che è appunto una delle più importanti radio web d'Italia. Cosa succede? Succede che in questo periodo storico, dopo un po' la delusione dell'Italia l'altra settimana, e poi la pausa per le nazionali, che crea sempre delle situazioni un po', non so, in alcune persone che dicono la nazionale, poi si infortunano, insomma ragazzi, l'Italia quando viene rappresentata dalla nazionale aggrega. Finalmente abbiamo un momento importante da questo punto di vista, ci fermiamo un attimo per il campionato, poi basta un attimo che riprendiamo subito il tran tran settimanale delle partite, che già ce ne sono tantissime, avremo anche quelle di Coppa in questa settimana. A questo punto non mi resta che invitare i nostri ospiti. Li vedo già sotto traccia, eccolo qua. Abbiamo Marco D'Avanzo, direttore di Soccer Data. Buonasera a tutti. Eccoci. Ciao. E poi abbiamo Alfredo Lanzone, eccolo qua, Buonasera a tutti. DJ, ma anche insegnante e anche istruttore, insomma, è Sì, un po' di tutto. buonasera a tutti. No, vedi tu Ben giri, trovati finalmente. ciao, giriamo attorno ovviamente alla passione del calcio, perché tu hai comunque dei trascorsi a livello giornalistico con, mi sembra Tutto Toro, giusto? Toro Channel, no? Adesso non mi ricordo più. Tuttotoro.com, poi i Esatto. vari quotidiani. Con cui anche collabori ancora, sportivi, magari sì. anche non a livello calcistico, ma per altre iniziative Sì. riguardanti la tua professione. Marco D'Avanzo, invece direttore di Soccer Data. Ricordiamo che Soccer Data è una casa editrice molto particolare, una casa editrice che riguarda il calcio, ma riguarda soprattutto la statistica applicata al calcio. La statistica riguarda la passione del calcio. Ovviamente la statistica si fa su un numero allargato di date, di dati, di anni, di stagioni, e quindi tutte queste notizie che si perdono nella mente delle nostre menti, diciamo, le nostre memorie storiche, arrivato a un certo punto dovevano essere in qualche modo fissate a livello editoriale, e quindi Marco D'Avanzo da sempre colleziona dati per poter poi editare questi libri meravigliosi, giusto Marco? Grazie dell'aggettivo. Sì, la memoria storica del calcio deve essere sempre rinfrescata, deve essere sempre tenuta Aggiornata. viva. La missione di Social Data è proprio questo: cercare di far rivivere le emozioni passate da ognuno di noi e di metterle in un contenitore definitivo che possa essere più preciso possibile e più attendibile possibile. Ecco, vediamo qua, infatti abbiamo qua il logo di Soccer Data, abbiamo lì un po' di numeri, ci sono un po' di numeri 1x2 e un po' anche una sorta di rivisitazione della schedina e del pronostico. Potrebbe far pensare a un qualcosa che possa prevedere il futuro, mentre invece purtroppo Insomma, o per fortuna il calcio è sempre un gioco e rimane un gioco anche adesso, dove di gioco a poco, ma più di business che di gioco, però comunque l'imprevedibilità dei risultati è sempre
Ecco, sempre quando... dai già un là per un argomento, e seppure è un gioco, no? Io mi ricordo mio padre a una certa età disse: non mi piace più tanto il calcio di adesso. Parlavamo alla fine degli anni 90, lui è milanista, seguiva poi il calcio di Sacchi, Capello, quindi aveva una grande soddisfazione in quel periodo lì, però il calcio cambiava. Ultimamente anche a me il calcio piace sempre tantissimo, però passando gli anni cambia qualcosa. Domando prima a Marco e poi un po' meno ad Alfredo, perché Alfredo è molto più giovane. Marco, quindi sì, io qualcosa allora. Confermo assolutamente quello che avete pensato sia tuo papà prima che tu adesso. Sì. C'è sempre la passione grandissima, perché comunque poi seguire la propria squadra diventa fondamentale tutti i weekend, o seguire la nazionale quando gioca la nazionale. Però probabilmente è tutto un pochettino offuscato dalla possibilità di poter vedere qualsiasi partita di calcio in qualsiasi momento, cosa che noi fino agli anni 90 non avevamo, e quindi il fascino di un UT Arad contro Feyenoord in Coppa dei Campioni del 71 che non abbiamo mai visto e che probabilmente non vedremo mai, se non andassimo a comprare dei DVD vecchi. Poter vedere qualche cosa di calcio alla domenica sportiva al 90° minuto, e che era l'unico momento della giornata, della settimana in cui si poteva vedere qualcosa, chiaramente aumentava la curiosità, aumentava il desiderio di conoscenza, cosa che adesso non può, cioè, non può essere così in qualche modo, insomma, diventa un po' appiattita la situazione. Sì, perché poi si riconduce anche, se non c'è la polemica, sembra quasi che il fatto sportivo c'entri poco, appunto, e se non c'è la polemica sembra che le cose vengano anche un po' create ad arte. Alfredo, tu sei più giovane, però questo però sentimento non lo senti. I 90 li ho vissuti anch'io, grazie a Dio, e ecco, quello che manca, sono d'accordo con Marco, è proprio l'attesa. Noi prima avevamo, io mi ricordo, le domeniche pomeriggio non aspettavamo altro che guardare i gol. Adesso tu i gol li puoi vedere in contemporanea, quindi è cambiato il calcio, ma il calcio è cambiato nell'arco di 10 anni, era già cambiato, quindi tuo padre già ci aveva visto lungo, e poi è cambiato ancora, cioè negli ultimi 10 anni è cambiato tantissimo il calcio. Quindi a me, guarda, io sono iscritto a diversi gruppi. Scusa, è cambiato anche nell'ultimo anno, perché passando a DAZN ci sono le bestemmie di tutti quelli che vedono, quindi cambia anche ultimamente, non so se migliori, però vabbè, questo almeno nel calcio visto, nel calcio praticato è un po' differente la cosa. Scusa Alfredo, no, dicevo, sono iscritto a diversi gruppi che riguardano questa sorta di calcio vintage, no? Dove a volte ma le stesse figurine che ti appaiono nei post che inseriscono ti fanno vedere come sia cambiato il calcio, e anche il fatto di divertirsi dietro un pallone che ora, come dicevi tu prima, è praticamente quasi tutto in mano ai procuratori, perché dobbiamo dirlo questo, non possiamo negarlo. Beh, senti, con il calcio vintage sei cascato bene ad avere un coequipier al tuo fianco come Marco D'Avanzo. Quindi... Infatti ho visto, si potrà sempre dire la frase "lo dicono i numeri", in questo caso, ecco, Marco D'Avanzo è perfetto, perché esatto. qualsiasi cosa possiamo vederla lì. Vi ringrazio, se poi i numeri vanno un po' anche interpretati, perché poi non dicono tutto, no? Nascondono sempre delle considerazioni importanti da fare. Allora a questo punto qua, siccome che calcio che fa ama anche scherzare, no? Quindi parlando di calcio vintage, vogliamo parlare, cambio un attimo la scaletta, parto dalla Juventus, è un calcio vintage? Praticamente sì, a questo punto praticamente cominciano a pensare, ormai quei 9 scudetti cominciano a essere un po' distanti, no? Scherzo, allora, ovviamente, no? È vero, però è difficile. Allora, l'hanno detto in tantissimi giornalisti, ma gli stessi giocatori, perché Bonucci c'era, Chiellini c'era, il primo scudetto di Conte. È difficile vincere tanto, e soprattutto in Italia, ma soprattutto consecutivamente. Questa è la difficoltà. Beh, grande merito, indubbiamente. Sì, quello sì, però purtroppo il classico muso corto che dichiara tanto Allegri, adesso è la nostra, parlo come nostra perché io sono juventino,
è la nostra arma vincente. Cioè, adesso dobbiamo accontentarci di questo. Non possiamo avere altro. Il grande gioco abbiamo tentato di farlo, ma in realtà non abbiamo visto grandissime cose. A me dispiace anche sempre per Ronaldo, perché vabbè, tu sai benissimo dalle vecchie trasmissioni che Ronaldo è sempre stato un mio pupillo, però vabbè, via Ronaldo, a questo punto non hai più la punta, giochi tutto su Morata, giochi un calcio difensivo, hai 3-4 occasioni, le concludi, cosa che per esempio, apro una parentesi, non ha fatto nel finale ieri in Napoli, e le partite le vinci così. Sì, beh, poi Adesso ci dobbiamo sono gli accontentarci di episodi, questo. indubbiamente, però Sì. credo che il miglior allenatore che potesse prendere la Juventus era proprio Allegri, perché conosce l'ambiente e ricostruire Esatto. un po' la situazione ci voleva da questo punto di vista, perché altrimenti Sì, dopo forse è uno l'unica tsunami scelta. hanno commesso dei grossi errori, secondo me, Ah, comunque. quello sì, io l'ho Eh, sempre detto, si è lasciata andare la società, non capisco, forse appunto il fatto di non saper più vincere, ecco, questo non, ma o di no, non trovare una soluzione, perché non lo so, è che hanno preso Cristiano Ronaldo prima della pandemia e eh, dopo con la pandemia hai anche dovuto quello, creare cioè sostenerlo, e poi questo è un SPA mostruosa che deve fatturare, non ci esatto. sta più dentro in un ambiente del genere, quindi e comunque c'è stato uno solo Marco, per ciò che riguarda, visto che siamo qua, stiamo parlando di Juventus, Ti dico la mia se vuoi. prego, e infatti te la stavo richiedendo, perché soprattutto No, vedo che attenzione. c'è abbastanza casino in questi ultimi 2 anni, c'è stato abbastanza casino. Cioè Sarri ha detto vabbè, io vinco lo scudetto, è inutile, non chiedetemi in un gioco con questi giocatori perché non ce la faccio, l'ambiente vuole vincere, mi chiedono anche il gioco, alla fine hanno vinto di un punto. L'anno successivo hanno preso Pirlo, probabilmente per una questione anche economica, e si sono trovati in difficoltà. Adesso hanno rimesso a posto le cose, però ci sono dei disastri dietro. Sì, ci sono dei disastri, però comunque il fatto di aver vinto quei 9 scudetti consecutivamente è recente, non è successo 20 anni No, fa. infatti, Quindi, certo. ecco, allora, la stagione l'anno scorso è andata così, ma io quest'anno non andrei proprio a darla per morta la Juventus, perché io mi Sì, ricordo, a parte gli ultimi anni, appunto, che ha stravinto, ma più per dei meriti della concorrenza che meriti suoi, sicuramente anche meriti di giocatori della squadra della Juve, però erano gli avversari che non esistevano sotto nessun aspetto, quindi la Juve ha vinto a mani basse senza problemi. Ma io mi ricordo anche annate in cui la Juventus ha faticato a vincere lo scudetto. All'inizio, a metà stagione, era ancora non fra le primissime. Quindi lo scudetto di Bredi, per esempio, negli anni 80, cioè, è stato vinto sì, però non è una partita come favorita, non è lo schiacciasassi che si è dimostrata poi in questi ultimi anni quando ha vinto gli scudetti consecutivamente. Per cui la Juventus è abituata ad avere una partenza così e poi un finale vincente. Soprattutto E Allegri. siccome quest'anno non vedo una... L'anno scorso l'Inter ha dominato, perché comunque l'Inter e il Milan all'inizio e poi l'Inter successivamente hanno dominato, quindi erano imprendibili. Però quest'anno c'è molto più livellamento. Se il Napoli ieri avesse fatto una partita decente e avesse almeno strappato il pareggio a San Siro, si poteva dire che il Napoli, diciamo, in qualche modo avrebbe avuto le carte in tavola per portare avanti la sua mini fuga, ma è stato raggiunto e superato dall'Inter, e in classifica ancora sono tutti là. La Juventus non ha poi tantissimi punti di stacco. allora, allora andiamo a vedere la classifica. A questo punto vediamo i primi 10 della classifica, eccola qua. Vediamo se riusciamo a inserire. No, aspetta, questo non riesco a. No, vabbè, niente, no, pensavo di riuscire a mettere tutto insieme. No, la vedete bene comunque la classifica? Sì, Sì, certo, si Napoli, vede Sì, chiaramente. sì. e La quindi vittoria della Juve contro la Lazio ha permesso alla Juventus appunto di raggiungere una concorrente diretta esatto. e non perdere, e soprattutto prendere 3 punti nei confronti delle due in testa. Ripeto, è un distacco importante, ma non è un abisso. Di Beh, conseguenza, ci sono ancora tante partite da giocare. La Juventus non la toglierei
Beh, però sono d'accordo con te, nel senso che anche prima del derby dicevano se l'Inter va a 10 punti dal Milan è finita, no? L'altro giorno Mario Sconcerti ha detto che se perde col Napoli è tagliata fuori. Ragazzi, cioè, adesso credo che manchino 78 punti, mi sembra, sì, no? 75 punti e la Juve è esattamente a 11 punti dalla vetta. Chiaro che devi fare un filotto mostruoso, devi avere sicurezza e certezza. Per vincere i campionati vince le partite, logicamente, non puoi vincere il campionato senza vincere le partite. Però, ripeto... Questo fatto che ci sia questo livellamento potrebbe favorire indubbiamente, a fronte di una giusta ripresa e ripartenza della Juventus, un avvicinamento, almeno tra le prime 4. Ed è quello adesso che bisogna vedere... io, in cui sono convinto. Vai Alfredo, scusa. No, adesso bisogna vedere un attimo come funziona in Champions, perché sappiamo bene che poi alla fine il vero obiettivo della Juve rimane comunque la Champions, anche se non so se ci arriveremo in finale quest'anno, però io penso che la Juve adesso dovrà solo tenere la testa alla Champions. La Champions, tra virgolette, distrugge un attimo il campionato, perché quando sei su due fronti e non è, come diceva giustamente Marco prima, non è lo stesso campionato di 8 anni fa, di 7 anni fa o di 6 anni fa, è un campionato diverso, quindi molte squadre sono rinsavite, hanno preso dei giocatori più forti, il livello si è un po' attenuato, quindi non c'è più questa grossa differenza come prima. Tenere tutte e due, tenere il passo con il cortomuso, aggiungerei, io non lo so fino a che punto ti può andare bene, quindi è difficile, dovrai fare un filotto di 7-8 vittorie consecutive. Sì, però davanti vedi ha recuperato 3 punti sulle prime, perché si sono fermate, l'Inter ne ha recuperate, ha fatto una vittoria fondamentale da questo punto di vista. Poi è chiaro, puoi fare una vittoria fondamentale, ma se ne perdi 5 di fila, dopo alla fine è tutto sempre legato ovviamente ai numeri. Perché se riguardiamo appunto la classifica, abbiamo comunque un Atalanta, una Roma che non ha ancora un'identità perfetta, perché anche è una squadra in rifondazione, comunque sempre lì, una Fiorentina che sta crescendo, ha battuto l'altro giorno il Milan, è una squadra abbastanza garibaldina, no? La trovo. E poi lo stesso Bologna, che anche se ha perso l'altro giorno col Venezia, è una squadra viva, no? Poi abbiamo le altre che sono sempre quelle squadre un po' kamikaze del centro classifica, col Verona che si è risistemato, e l'Empoli che è forse la sorpresa più simpatica della stagione. Siete d'accordo sull'Empoli, per esempio? Sì, io personalmente sì, finalmente anche direi, perché anche qui, vedi, se torniamo al vecchio calcio vintage, io mi ricordo dell'Empoli perché, non so se vi ricordate le classiche figurine panini o dei calciatori, l'Empoli era quasi sempre presente, ed erano i giocatori che mancavano di più in assoluto, quindi tu non riuscivi mai a terminare l'album perché ti mancavano i giocatori dell'Empoli. Vabbè, a parte questa parentesi, lo so, è un tuo dramma personale che ha lasciato un segno nel tempo. Vedi, tu ti ricordi? No, sono abbastanza contento di questo, anche perché diamo vita a un campionato diverso, perché sennò altrimenti... Sì, poi bisogna sempre vedere che queste squadre tengano, che poi possono essere simpatiche quanto vogliamo, però alla lunga devono tenere, io non so poi. Ecco, per esempio, di tutta questa seconda parte della classifica, ricordo che stasera c'è ancora Verona-Empoli, appunto, quindi anche una bella partita da questo punto di vista. Sono le due squadre appunto al 10° posto e 11°, e poi il Torino con l'Udinese, dove sono due squadre appaiate a 14 punti e che devono comunque rinsaldare un po' la loro posizione, stanno risalendo. Sono due squadre che non sono un po' da quella parte della classifica, dovrebbe stare un po' più su. Tra parentesi, il Torino non è un caso, è una squadra che ti lega in particolar modo, vero Marco? Vabbè, sì, certo, io sono granata dal prima ancora di nascere, quindi è così. Ecco, ti faccio vedere una foto, eccola qua. Eccola qua. Questa è una foto della presentazione del Tutto sul Grande Torino che abbiamo presentato insieme
a Crema, al bookstore Mondadori di Crema, e qua stai facendo vedere le foto ed è un libro delizioso e mi è piaciuto tantissimo aver avuto la possibilità di presentarlo. Il Torino ha raggiunto in questo momento storico forse un po' più di tranquillità con un allenatore che ha le idee chiare come Juric? Guarda, il Torino la tranquillità non la raggiungerà mai, perché non l'ha neanche raggiunta quando nel 76 ha vinto lo scudetto, perché l'anno dopo ha perso vincendo quasi tutte le partite a 50 punti su 51 della Juventus, sì, su 60 disponibili, quindi comunque la tranquillità del Torino non ce l'avrà mai. È chiaro che Juric è un allenatore che io stimo molto, fra gli ultimi allenatori del Torino è sicuramente probabilmente uno dei più preparati, però chiaramente partendo da una base che era uguale a zero, perché l'anno scorso ci siamo salvati in maniera, direi, io definisco catastrofica, perché salvarsi in quel modo è una catastrofe, e vediamo cosa riuscirà a fare. Chiaramente ci vorrà del tempo, ci vorranno i giocatori giusti, ci vorrà che il presidente inizi a capire che la squadra va cambiata e andava cambiata, e qualcosa stanno facendo. Vediamo se anche a gennaio dovesse arrivare qualcun altro, magari il Torino quest'anno si salva in maniera dignitosa. Sì, perché per poi costruire qualcosa che sia degno della squadra. Infatti anche del blasone anche di questa squadra, che non riesce a, cioè, queste cadute, esatto, queste cadute in questi anni. C'è stato il 7° posto di Mazzare, cos'era, 3 anni fa? No, quando era? Sì, che ha creato più danni. Poco, sì. Siamo andati in Coppa nell'Europa League con Ventura, però esatto, io e poi Torino più bello che mi ricordo è quello. Sì, però dico, quel 7° posto ha creato un po' dei danni, perché non sono stati comprati dei giocatori, pensando di riuscire a mantenere, ma quell'anno lì per esempio il Milan non era pervenuto, quindi sono squadre che prima o poi si ripresentano, e quindi quel 7° posto era un po' poco realistico a livello proprio di consistenza, no? Quindi non era quell'effettivo. Adesso non ammazziamo sta squadra, perché finché lo dico io va bene, ma se lo dicono gli interisti e milanisti non va più bene. No, va bene, no, ma per dire che magari il presidente, che è sempre un po' messo, diciamo, alla gogna, giustamente non aveva acquistato dei giocatori più di tanto, allora quel 7° posto è un problema, no? È un problema, perché crea fa tacere in qualche modo la piazza. In realtà no, quindi sì, perché devi capire che devi migliorare, non è che ti puoi adagiare su quello che hai guadagnato, ma questo in tutte le cose della vita, non solo nella classifica del 7° posto, l'ultimo posto, il primo posto. Nella vita umana devi sempre tentare di cercare di migliorare, perché sennò vieni superato dagli altri. Questo è matematico. Abbiamo anche un'indicazione esistenzialista da parte appunto di Marco D'Avanzo, e quindi molto importante che Calcio che fa non tratta solo calcio, ma dà delle giuste indicazioni. Di alta filosofia. Di alta filosofia. Allora parliamo invece di alta classifica. A questo punto andiamo su a vedere in alto, perché non posso non rimarcare questo avanzamento da parte dell'Inter nei confronti di due squadre. Me l'aspettavo. E non posso non rimarcarlo. Allora io voglio sapere una cosa, però adesso lo chiedo a voi: manca qualcosa a questa squadra oppure no? Perché non riesce a dare il pugno del KO, sei sul 3-1, non riesce a chiudere, corri il rischio di perderla, con il Milan recuperi uno svantaggio e corri il rischio di perderla, con la Juventus la giochi bene anche in quel caso lì, e poi dopo vabbè, te la pareggiano un po' con un rigore molto dubbio. E la stessa cosa anche con la Lazio a Roma, poi è stata ribaltata in modo differente, vabbè, sono state polemiche. È una squadra che ha raggiunto comunque con Inzaghi una sua fisionomia, una sua maturità, o ancora da lavorare? Ma chi vuol parlare? Parto io. Vai. Allora, secondo me c'è ancora da lavorare. Io sono convinto che Inzaghi voglia puntare molto su Correa, anche se non riesce a trovargli una buona posizione, non è ancora pronto, non gioca come giocava nella Lazio. Io penso che l'Inter dovrà migliorare soprattutto le ripartenze, perché
a questo punto gioca un bel calcio al centrocampo, a parte qualche svarione del neoentrato Vidal, che forse ieri non ho capito cosa gli è successo, ma appena entrato ogni ha tanto avuto viene una fuori palla in così. tribuna. Sì, però la nota positiva per esempio è Perisic. Noi stiamo vedendo un Giocando bel molto bene. Perisic. Tu non te lo ricordavi così, vero? Cioè Perisic Io me lo sono sempre ricordato perché non sono mai stato un detrattore, perché sai che in casa Inter i tifosi, se non mettono all'agonia qualcuno, non sono contenti. Adesso è il turno di Andanovic, no? Quindi, ecco, che poi ieri va salvato la partita, perché no, poi, ma ecco, dicono che i 2 gol che sono stati presi in precedenza sono colpa sua, perché era troppo avanti, no? Hai capito? Sembra che non abbiano mai giocato a pallone. Era lo stesso problema che succedeva con Szczesny nella Juve, che ormai era un portiere finito e invece dopo in Champions ha dimostrato che è ancora Szczesny, cioè questo è il problema. Comunque Inzaghi ha dato una scossa diversa alla squadra, anche se l'Inter, tu sai benissimo che con Conte non è che ha bisogno di tantissime scosse ancora, cioè ne ha avute anche troppe. Però Inzaghi si è trovato in una situazione diversa da Conte, quindi ha dovuto lavorare in maniera diversa. Non riesce a dare il KO, forse perché in fase organizzativa è ancora carente. Quindi, e poi anche perché Lautaro è tornato ieri, quindi è stato, diciamo, non pervenuto per tanto tempo. Può darsi che la partita di ieri sia adesso la svolta, anche se Quello sempre in difesa, però a livello di morale aiuta anche tanto, perché se no. l'avesse perso sarebbe stato un problema a livello di morale. Non credo a lungo termine, che ne abbiamo parlato prima, ci sono tanti punti ancora È presto, impari. Ecco. Marco, il ragionamento su quest'Inter, qual è il tuo pensiero? Sta completando, si è staccato da Conte e Inzaghi, o ancora c'è un'onda lunga? No, si è staccato comunque l'impronta del gioco di Inzaghi si vede, però l'Inter deve fare ancora tanta strada, questo è indubbio. È anche vero però d'altro canto che ieri non incontrava la prima in classifica, perché comunque ci sta che possa vincere e che possa vincere soffrendo, anche se a San Siro. Il discorso di Andanovic, mi permetto una brevissima parentesi, perché io, a parte che non sapevo delle polemiche che sono nate in giornata odierna, perché oggi sono stato un po' impegnato per qualche impegno di lavoro, perciò non ma è da un po' adesso. Ma infatti, allora, io ieri sera ho visto la partita e quando ha preso il primo gol, in effetti, ho pensato subito che avesse sbagliato Andanovic, che avesse, insomma, almeno il 50% del gol del Napoli era sulla testa, era sulla spalle di Andanovic. Sul secondo gol non penso che invece possa avere particolari colpe. Però sul primo mi è sembrato appesantito, mi è sembrato poco reattivo, e da uno come Andanovic, che è un signor portiere, io poi parlo di portieri volentieri perché giocavo a pallone e giocavo in porta, quindi comunque ecco. un minimo più che di altri ruoli posso capirne. E in effetti mi sembrava un po' troppo poco reattivo, mi è sembrato. Era un gol evitabile, perché la palla non è andata all'incrocio dei pali. No, forse non ha fatto il famoso passetto per distendersi con la mano, è arrivato con tutte e due, ma era anche un po', il tiro è stato un po' mezzo coperto. Però io, per chiudere il discorso su Andanovic, domando anche a tutti gli altri detrattori che tutto parte, perché gli errori non sono solo del portiere, l'ultima fase terminale è ovviamente quella del portiere, perdono la palla in attacco, la perde Barella a centrocampo, si sposta l'azione sulla sinistra, traversone di Insigne sulla destra, tutta la difesa è spostata verso la sinistra e lui ha tutta la comodità per poter tirare. Stessa cosa dall'altra parte, il gol molto bello di Mertens, ma anche il portiere deve essere abituato ad appoggiare subito, a essere pronto, deve rimanere in quella zona non è più il portiere di una volta che sta sempre sulla linea, i portieri moderni devono appoggiare di più con i piedi, quindi essere un po' più pronti. Quindi purtroppo se prendi il punto giusto in cui sei staccato dalla porta, una palombella ti può fregare. Dicono che per esempio sul terzo gol c'è stata i riflessi, gli ha piegato le dita. Io dico invece, qua difendo Andanovic dicendo che quando il portiere
Marco magari me lo insegna, quando il portiere sta guardando da una parte, c'è un traversone, il tempo di girarsi e quello ti ha già colpito, tu non hai proprio lo spazio temporale per riuscire anche quasi a non mettere a fuoco quello che ti sta capitando. No, ma assolutamente, ma ha salvato sicuramente il risultato. Il risultato, la risultato. No, ma ed è per questo motivo l'ultima parata va a sottolineare e aumentare la responsabilità sul primo gol, perché un portiere del genere, un gol così come nel primo gol non tu dici prendere. Avrebbe potuto parare. Non ci si aspetta, sì, avrebbe voluto farlo meno, in qualche modo. Bene, allora abbiamo parlato della vetta della classifica, parliamo invece della vetta che l'editoria in qualche modo riesce a toccare, come nel caso dei tuoi libri, della tua casa editrice. Ecco, allora andiamo a vedere un attimo, perché questo è una metà, diciamo, della trasmissione, c'è questo piccolo spazio legato ai nostri amici dei Mondadori Bookstore che sono collegati alle trasmissioni del martedì e del giovedì, Equilibri al martedì, e Diretta Libro al giovedì, sono quelli di Acquiterme, Crema, Genova Sestri Ponente, Loano, Sestri Levante, Trento e Varazze. Quindi abbiamo questo piccolo spazio che dedichiamo a questo punto, parleremo di calcio, di dati e parliamo degli ultimi due lavori, le ultime due fatiche della Soccer Data con Marco D'Avanzo, e sono European Clubs Competition dal 1969-70, quindi un'annata ben precisa, e l'altra invece riguarda History of European Super Cup dal 1972 al 2021, quindi l'aggiornamento attuale della Supercoppa europea. Nel primo caso abbiamo le competizioni che, tra parentesi, alcune non sapevo neanche che esistessero, il torneo anglo italiano, la Coppa Intercontinentale, la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Alpi, l'Intertoto, la Coppa European Coppa. Cosa intendi per European Cup? È la Coppa dei Campioni detta in inglese. Ok. Chiamano European Cup la Coppa dei Campioni. European Cup, scusami, è la Coppa dei Balcani, la Mitropa Cup e la Coppa delle Fiere, First Club. Sì, esatto. Era una cosa, quindi vabbè, meraviglioso, perché per chi ha qualche anno in più sente questa situazione molto particolare per andare a vedere anche determinati giocatori. Andiamo a vedere una composizione di questo libro, tra parentesi sono 464 pagine, credo, l'European Club Competition. Andiamo a prendere il PDF, allora vediamo se riesco a farlo scorrere velocissimamente. Eccolo qua, velocissimo. Possiamo seguire un po', no? Giusto, Marco? Possiamo far vedere? Sì, certo. All'inizio c'è l'elenco delle squadre che hanno partecipato in una di queste manifestazioni. Allora io, siccome sono il dente sempre avvelenato nei confronti dei detrattori della nostra nazionale dell'Italia, allora qua abbiamo per esempio, no, non è in questo caso, nel caso dell'altra, niente, lo vediamo dopo. Qua ci sono Supercoppa. Queste sono le coppe, esatto, sono le squadre partecipanti del periodo storico. Nel libro 69-70. Cioè. Scusami, non ho capito. Sono le squadre presenti nel libro 69-70 che hanno giocato almeno tutte una le competizioni, esatto, che hanno le varie competizioni. Qua c'è l'Italia, abbiamo la Fiorentina e il Milan, Coppa Europea, appunto, la Coppa dei Campioni. Coppa dei Campioni, poi come detentore, la Fiorentina come vincitrice del campionato 68-69. Ok, la Roma. Abbiamo la Roma in Coppa delle Coppe, abbiamo Cagliari, Inter, Juventus e Napoli. Coppa delle Fiere. Coppa delle Fiere, sì. Esatto. La Mitropa Cup. Abbiamo squadre di secondo livello. La Mitropa Cup era in quegli anni ormai diventata una coppa per la quale si qualificavano squadre non qualificate per le coppe europee. La Mitropa Cup era stata la prima coppa internazionale inventata in Europa, che all'inizio l'organizzazione era rappresentata dalla vincente del campionato, e riguardava le squadre, le nazioni dell'Europa centrale, quindi Italia, Cecoslovacchia, Ungheria, Jugoslavia, Svizzera, e quindi le nazioni che al momento della nascita della Mitropa Cup negli anni 40 erano le più forti in Europa, tranne chiaramente il gruppo britannico. E poi abbiamo il torneo anglo-inglese, anglo-italiano. Poi abbiamo la prima coppa di Lega italo-inglese, che fu un'invenzione di un giornalista italiano,
che mise di fronte per la prima volta il vincitore della Coppa di Lega d'Inghilterra alla Coppa Italia. Quindi Roma con il Swindon Town si incontrarono e vinsero Swindon Town, e la Roma partecipò a questa Coppa Italia-Inglese la prima volta, Coppa di Lega Italia-Inglese. Allora, andiamo a vedere. Poi più avanti ci sono i dettagli con tutte le partite. Sì, sono tutte le partite, perché volevo far vedere un attimo come si componeva, anche curiosare un po' il libro. Aspetta, perché devo togli questo. Allora, questa Coppa non c'è più adesso, quella tra inglese e italiano. No. Ma la maggior parte di queste coppe non sono più. La Coppa delle Coppe l'ha proprio eliminata la UEFA direttamente, e le altre coppe non si giocano più, perché erano anche coppe che si potevano giocare perché i campionati erano a 16 squadre in Italia soprattutto, e quindi c'era un periodo di estivo in cui si doveva comunque far giocare i giocatori, perché sennò stavano 3 mesi in vacanza tipo gli alunni delle scuole, e quindi le squadre si giocavano questi tornei che erano più che amichevoli, erano coppe vere e proprie, in cui se le davano anche di santa ragione. Una Coppa allora andiamo a vedere velocissimamente, perché non abbiamo poi tantissimo tempo a disposizione, quindi abbiamo questa, per esempio, eccola qua, vedete? Questo è il Milan. Sì, per ogni squadra partecipante, poi dopo metto la fotografia, la maglietta e dell'epoca, la divisa, esatto, e l'elenco dei giocatori che hanno giocato nella Coppa, con presenze, reti, date di nascita, ruolo, nazionalità. E quindi qua abbiamo è il Milan che aveva vinse la Coppa dei Campioni, quindi questo dell'anno successivo. Esatto, sì, l'anno successivo, quindi era quella rosa lì, bene o male, quindi certo. Qualcuno non lo conosceva. Prego. Veniva da una vittoria era il detentore della Coppa dei Campioni, quindi comunque erano giocatori importanti. Poi andrei a vedere, per esempio, poi sono i tabellini, cioè interessante magari anche vedere un tabellino che sono dei tabellini eccolo qua, delle partite, sono in modo molto molto approfondito, quindi c'è la data, l'ora di inizio della partita, l'arbitro, gli spettatori, lo stadio, nome e cognome di tutti i giocatori. La tua ricerca è mostruosa da questo punto di vista. Anche le foto. Certo, chiaro che mi posso affidare al fatto di aver collaborato per 10 anni con essere stato il responsabile all'archivio storico della UEFA, quindi comunque questi dati sono quelli ufficiali della UEFA, e io mi pregio poter fare questi libri dopo appunto aver collaborato con UEFA, quindi avere la certezza che almeno per le coppe organizzate dalla UEFA, che erano Coppa Campioni, Coppa delle Coppe, in questo libro siano dati ufficiali e definitivi, insomma, che gli errori siano ridotti all'unicino. Allora vediamo un attimo altre cose velocissimamente, andiamo a vedere pagina 266, perché le ho viste prima, velocissimamente. Lo sai a memoria adesso. Ci sarà qualcosa dell'Inter, te lo dico io. Allora vediamo, dai, no, ho cercato di essere un po' generale in questo, e invece qua abbiamo il Cagliari, ecco, il Cagliari bellissimo, da famoso. Abbiamo il Cagliari che tra l'altro in questa stagione andò a vincere il campionato, perché nel 69-70 vinse il campionato, quindi partecipò in Mitropa Cup, mi pare, se non mi ricordo male, e poi contemporaneamente nel campionato era in testa alla classifica e si aggiudicò l'unico campionato della squadra isolante. Quello con Gigi Riva e Bobo Gori d'attacco. Certo. E poi abbiamo invece quest'altra squadra, una squadra che conosce bene il nostro Alfredo Lanzone, della Juventus, eccola qua, vediamo, togliamo un attimo adesso le pagine, eccolo qua, vediamo se a vedere un po' meglio, eccola qua. Anastasi. Io non ho avuto la fortuna di conoscerla questa squadra, cioè ne ho sentito solo parlare, però sì. Insomma, c'erano grandi giocatori, da Helmut Haller, Anastasi, Zigoni, c'era Salvatore. Portiere Anzolin, poi Francesco Morini che era lo stopper. Morini.
Furino, esatto, Furino. il capitano. Poi andiamo a vedere l'ultima squadra, che è questa. Ecco, mi piacerebbe che tornassero tutti alle vecchie maglie, per esempio. Le vecchie maglie sono una... Sì, assolutamente. Sono d'accordo con te, Alfredo. Erano stupende, erano veramente belle. No, Questi sponsor davanti che occupano lo spazio, insomma, che peccato. Dedicato, vanno un po' onestamente a rovinare il fascino della vecchie maglie come questa. Vecchie maglie come questa nerazzurra. Sì, io ieri proprio guardavo la partita di Inter-Napoli, la maglia dell'Inter, cioè, per carità, poi va bene i colori che gli hanno messo all'interno, però un minimo un minimo deve tornare. Ieri c'era veramente un minimo di riferimento ci deve essere, secondo me, no? Quindi va bene il merchandising, però è un po' così. Poi ecco, quello che volevo dire all'inizio, c'era quest'altra situazione che era particolare, vediamo se riesco a bloccarlo, ecco, perché è anche una questione di natura come si può dire, di natura storica, politica. Qui abbiamo per esempio il Carl Zeiss Jena, che per noi ragazzini era una cosa incredibile, perché faceva parte del blocco sovietico, era l'ex DDR, e quindi erano tutte squadre di cui non sapevamo nulla, no? Arrivavano e quindi quando sentivi Carl Zeiss Jena era un nome. Poi il Carl Zeiss Jena ha beccato proprio la squadra giusta, perché per noi italiani, comunque per i tifosi romanisti, rimane uno spauracchio, perché eliminò la Roma in maniera incredibile in Coppa delle Coppe nell'82, nell'83 mi pare, comunque nei primi anni 80. Aveva perso 3-0 olimpico, poi ribaltò il risultato con un 4-0 in casa loro, che rimase storico, quindi il nome del Carl Zeiss Jena rimane un po' così nel ricordo del tifoso italiano in questo modo. In questo modo, allora, nella parte iniziale ci sono appunto le squadre, i tabellini riassunti, e quindi di volta in volta. Poi ci sono anche i marcatori. La classifica di competizione, sì, ecco la classifica dei marcatori con ecco, devo dire la verità che tu mi hai fatto del male, perché ho visto questo Ove Kinval che ho avuto la possibilità di vedere in un Italia-Svezia a San Siro, che quindi dove c'era Causio che imperversava sulla fascia destra, e c'era Kindwell che era il centravantone loro della Svezia, non ti dico l'anno, e quindi per dire che passano gli anni, ne ho visti di calciatore, e quindi direi che a questo punto bellissimo fissare la memoria storica, però ahimè c'è questa vena triste, visto che il calcio che fa tratta anche i casi umani, come nel mio caso. Vabbè, senti, chiudiamo il discorso del Soccer Data. Dall'altra parte appunto andiamo a vedere l'altra copertina che riguarda appunto invece le coppe. La Supercoppa europea, quindi dal 72 al 2021, da quando appunto è stata istituita. E a questo punto vediamo se riesco a far partire il secondo PDF, perché qua devo prendere una piccola vendetta. Eccola qua, la vendetta è questa. Aspetta che c'è lo share, andiamo a prendere la condivisione, scusate perché devo condividere subito lo schermo. Eccolo qua, finestra, opala. Eccolo, qua abbiamo togliamo questa immagine, eccolo qua abbiamo per esempio paese per paese l'appartenenza delle varie squadre, quindi che hanno potuto giocare la Supercoppa, tra appunto la vincitrice della Coppa dei Campioni, la Champions League. Quasi tutti inglesi. Scusami? Quasi tutti inglesi praticamente. Allora, quindi facendo un calcolo praticamente sono sempre le solite. Parlando del Belgio, vabbè, c'è l'Anderlecht e il Mechelen, vabbè, cos'era il Malins, no? Giusto? Sì, poi abbiamo Proudhon. Esatto. E poi qua abbiamo invece abbiamo l'Inghilterra che hanno 6 squadre che sono rappresentate, la Francia con una solo per il Saint-Germain, la Germania con 3, l'Italia ne ha 6, l'Olanda sono sempre le solite 3,
Il Portogallo ne ha solo il Porto, lo Steaua ha partecipato solo una volta, la Russia ne ha 2, il Rangers ne ha 2, la Spagna ne ha 7. Quindi questo per dire che il nostro movimento sportivo dal 72 al 2021 ne ha prodotte comunque di finali, di squadre, di coppe vinte, anche se nel recente siamo rimasti un po' indietro. Quindi domando a Marco D'Avanzo come mai c'è questa situazione così a livello di detrazione nei confronti della nostra nazionale in questo periodo storico. Entriamo anche un po' nell'argomento della nazionale. La nazionale italiana ha dimostrato come l'Italia, come vi ho detto prima, per tornare a un livello filosofico della trasmissione, rispecchia il carattere dell'italiano, che non sa né vincere né perdere, purtroppo. Quindi perdiamo malamente, è sempre colpa dell'arbitro, e quando vinciamo non sappiamo far tesoro di quello che abbiamo conquistato. Abbiamo fatto un europeo stupendo, siamo stati la squadra più forte, la squadra che meritava di vincere gli europei, anche se poi abbiamo superato la semifinale e la finale vincendo i rigori, però comunque abbiamo creato il calcio migliore. Un bel calcio. Esatto, abbiamo giocato il calcio migliore di tutte le nazioni, abbiamo meritato di vincere. E siamo scesi in campo per fare le nostre qualificazioni ai mondiali, pensavamo di essere imbattibili, e gli italiani fa così, e quindi siamo costretti a giocare questi spareggi, e ogni volta che facciamo uno spareggio perdiamo. Quindi, andiamo a vedere anche perché non è uno spareggio contro una nazione andata e ritorno, se vinci. No, è una roulette russa. Bravo. Alfredo e poi dopo Marco. Allora vediamo Scozia, Galles, Portogallo, Svezia, Russia, Italia sono le teste di serie a cui si è unita l'Austria, la Macedonia del Nord, che è una sorpresa, la Repubblica Ceca, la Turchia, l'Ucraina e la Polonia. Di queste squadre chi vorresti incontrare, ovviamente, per facilitare, a parte il fatto che saranno 3 gironcini da 4 squadre, ma saranno 2 le squadre che dovremmo incontrare. Sono gironcini da 3 o non mi ricordo più se sono da 3 o da 4. No, allora aspetta, non sono gironi, poi sono gruppi in cui vengono prese le squadre, ma non è un girone all'italiana, nel senso che è una vincere sempre. Sì. Cioè fai una partita secca contro una squadra, e poi giochi contro un'altra squadra fra le vincenti del resto delle partite. Quindi comunque sono 2 partite secche contro 2 avversari. E la squadra che giocherà in casa verrà determinata dal sorteggio, per cui è veramente un ternallotto, molto di più di quello che abbiamo fatto contro la Svezia, che eravamo convinti di passare, e poi non siamo arrivati ai mondiali. Che c'era un'andata e ritorno, qua invece devi superare un primo scoglio, un secondo scoglio. Bravo, esatto. Allora io guarda, da italiano appunto, comincerei a ragionare anche qui a livello filosofico, perché noi sappiamo benissimo che gli italiani, una volta che si sono seduti e una volta che vengono messi però di fronte al fatto compiuto, e cioè che devono metterci la massima concentrazione in una cosa, magari riescono. Quindi io a questo punto la squadra che vorrei incontrare è proprio il Portogallo, perché se il problema sono gli stimoli, perché questi non giocano più, quello è il problema. Cioè, non è l'Italia che abbiamo visto agli europei, è un'altra Italia, nonostante si dica che i ragazzi abbiano voglia, eccetera, perché Mancini le ha dette queste cose. Io preferirei incontrare subito una squadra forte, perché è l'unico modo per svegliarci. Questo è questo è un tuo pensiero, è un po' pericolosino, è un po' pericoloso. Lo so, però Fulvio, sai cosa succede? Che se tu mentalmente ragioni come stai ragionando nelle ultime partite e incontri, che ne so, la Macedonia, io sono convintissimo al 100% che gli italiani affronteranno la partita come hanno affrontato le ultime partite. La Macedonia non la vorrei incontrare, penso un po', non la vorrei incontrare per il semplice fatto che è spinta da una nazione, quindi questi non molleranno di un centimetro. Sì, ma quello sicuro, però tu le tecniche ce l'hai, cioè non è che i giocatori non ce l'hai, sì, sono giovani, poi l'allenatore, dai, parliamoci chiaro, Mancini è un grande allenatore, è una persona che ha dato gioco all'Italia, certo. Anche se c'è stato un lavoro lungo, ma l'ha dato, l'ha fatto, ha vinto, eccetera.
Non possiamo entrare in campo e No, ma sperare qua di c'è fare un stato, gol. scusa, l'ultima volta c'è stata una serie di, alla fine ci manca sempre una punta, Immobile che anche se non segna comunque da profondità abbiamo avuto Tutto grossi quello problemi, tutto quello che vuoi, quindi ma tutti infortunati, storti, stanchi, quindi sentiamo Marco, il suo pensiero riguarda No, questo. l'ho già detto, sono d'accordo con Quali Alfredo. incontreresti? Quali vorresti incontrare? All'inizio incontreremo una dall'Austria in giù, sicuramente, e poi ci incontreremo contro una delle vincenti, quindi sarà Sì, una terza di serie o una degli altri. Ma cambia poco, è chiaro che sono due partite completamente diverse, saranno due partite completamente diverse una dall'altra, però magari avere un gradino più facile all'inizio, tipo la Turchia per esempio, che perlomeno abbiamo l'esperienza di averla già incontrata da poco agli europei e insomma abbiamo abbastanza dimostrato di essere superiori. Poi però vedi, Marco, scusami, ti dico questa cosa, questa è una mia opinione. Anche la Svizzera avevamo incontrato noi. Cioè, sì, questo è il sì. problema. Noi sapevamo come giocasse la Svizzera. No, ma Io infatti non, abbiamo non riesco... giocato, ma come hai detto tu prima, siamo Cioè, stati un'altra squadra è rispetto agli un'altra europei. squadra, Non quindi c'entravano cioè, noi possiamo niente. batterle tutte. Io, vabbè, sarò ottimista, però queste squadre qui possiamo batterle tutte. Teoricamente Cioè, sì. non Noi è potremmo che... perdere contro chiunque però. Sicuro, però... Non cioè, avremmo dovuto trovarci in questa situazione. c'è, Cioè, quello è esatto, il noi da problema, campione è d'Europa in quello, è carica, quello, da è campione proprio d'Europa in quello. carica non avremmo dovuto fare dei tiri in porta. Contro l'Irlanda del Nord non abbiamo tirato una volta, ragazzi. Sì, no, è stata una esatto. cosa, eravamo Anzi, spuntati, eravamo una ce proprio... la siamo mangiata, tra l'altro. Vabbè, Sì. eravamo spuntati, Che- diciamo che è andata così, non c'è molto da fare. La Svizzera si è rivelata negli ultimi anni, prima con Petrovic e poi con il nuovo allenatore, una squadra anche la con Svizzera. giocatori nuovi, hanno un Ma bacino di perché utenza i giocatori della allargata. Svizzera avevano più fame dei nostri, Sì, sicuramente. più fame, Avevano, esatto, tutto lì. sono Io vorrei usciti incontrare, secondo io loro vorrei ingiustamente. incontrare, prego, scusami. No, solo una cosa veloce, sono usciti secondo loro ingiustamente dagli europei perché avevano eliminato la Francia, campione del mondo, quindi erano convinti di avere possibilità di arrivare in finale, sono usciti ingiustamente e alla competizione mondiali si sono voluti rifare. I nostri erano alla frutta, quindi meglio che incontriamo la Macedonia per questo motivo. Va bene, allora incontriamo la Macedonia, vai, siamo alla frutta. Va bene, ritorniamo un attimo sul campionato, andiamo un po' più avanti perché abbiamo iniziato un po' in ritardo, quindi allora vediamo un attimo le prossime partite. Le prossime partite, 14ª giornata di Serie A, abbiamo sempre il mio giochino, non so, le vedete bene le partite? Sì? Sì, sì. Ok, Sì, sì. Napoli-Lazio è per me la partita clou perché il Napoli bisogna vedere come ne esce fuori, è una Lazio che è stata battuta dalla Juventus recentemente appunto sabato, Venezia-Inter è una partita e Milan-Sassuolo sono due partite pericolose sia per l'Inter che per il Milan, ma soprattutto per l'Inter. Juventus-Atalanta dirà qualcosa di più su quello che può essere il tragitto della Juventus o una conferma dell'Atalanta. Empoli-Fiorentina, un bellissimo derby toscano, parlavamo prima dell'Empoli, è una Fiorentina che comunque ha battuto il Milan, abbiamo un Roma-Torino, quindi la Roma che deve verificarsi in qualche modo di aver preso la strada giusta, e il Torino vediamo stasera cosa va a fare. Spezia-Bologna, partita anche questa interessante perché lo Spezia è comunque una squadra difficilotta a casa sua, e poi le ultime tre che sono un po' interlocutorie, dove c'è ovviamente il Cagliari che cerca di andare a vincere perché altrimenti se non prende punti è dura, la Sampdoria che è una bella partita anche questa, Sampdoria-Verona, la Sampdoria che sta riprendendosi in qualche modo, l'Udinese col Genoa, con il Genoa di Shevchenko che vediamo se riesce a inanellare qualcosa di più. Allora, che pensiero avete attorno a queste partite? Qual è, al di là delle proprie appartenenze, partite che vi possono interessare, qualche tema che vi può in qualche modo sfrucugliare avendole lette? Ma Alfredo. Allora, le due milanesi devono vincere per forza, secondo me, perché anche se il Sassuolo e l'altra qual era? Aspetta, con chi gioca? Venezia, l'Inter va a Anche se il Venezia. Sassuolo, anche se il Sassuolo e Venezia devono fare assolutamente punti, poi qui c'è il discorso della preparazione che dicevamo, ti ricordi anche nelle altre trasmissioni che queste squadre cercano di fare più punti possibili e ora
perché, e quindi hanno una preparazione atletica diversa, ecco perché Sì. magari vedo che corrono all'infinito, ecco. Però a questo punto le milanesi devono salire per forza e quindi vincere per forza queste 2 partite. La Juve, a meno che non inciampi, ecco, in Champions, potrà essere aiutata dal morale, secondo me. Anche se l'Atalanta è una squadra Ma che qua loro sono già qualificati, quindi penso che andranno direttamente come mentalmente sulla partita con l'Atalanta, perché l'Atalanta andare a io penso che battere io penso che giocherà anche Dybala, perché è, domani forse lo porta in panchina, quindi penso che lo metterà contro l'Atalanta. insomma 21 punti la Juventus e 25 l'Atalanta, è troppo importante. Marco, partite? Guarda, quella che avrei messo sopra di tutte è Juve-Atalanta, perché comunque è la più importante a livello anche in prospettiva delle future Sì. ambizioni di entrambe le squadre. Ciò significa che per la Juventus potrebbe essere veramente il momento, il bivio, no? Principale del campionato, perché battere l'Atalanta comunque vuol dire riavvicinarsi alla vetta, vuol dire Pesantemente. ridimensionare, prego. Sì, pesantemente, perché dai un segnale sì. Dopo Lazio, Atalanta. Esatto, vuol dire ridimensionare un avversario diretto, perché poi l'Atalanta ormai è da considerare un avversario diretto per lo scudetto, perché prima o poi arriverà a combattere per lo scudetto l'Atalanta, perché è in crescita anno dopo anno, non si è fermata. E quindi secondo me è la partita più importante di tutte. Ok. Poi Napoli-Lazio ci sta, perché comunque poi c'è il ritorno di Sarri a San Paolo, al Maradona, e tanti spunti, però e anche voglia sicuramente di rifarsi a parte la Lazio, che ha perso in casa in maniera brutta, no? Contro la Juventus. Ecco, quindi, invece volevo fare invece, scusami, prego, scusami. No, metterei solo queste 2 partite sopra le altre, poi le altre diciamo che è abbastanza routine. Poi è chiaro che ogni giornata è un banco di prova per tutti, cioè se l'Inter perde a Venezia va a vanificare quanto di buono è riuscita a fare ieri contro i primi classifica. Il Milan deve ritornare alla vittoria contro il Sassuolo, perché comunque gioca in casa e comunque il divario tra le 2 squadre è lampante, anche se il Sassuolo è una sorpresa simpatica. La Roma non perde contro il Torino dal 42, penso, quindi sicuramente avrà ancora vita facile, la squadra che ci ha battuto più spesso in campionato. E poi le altre partite sono le classiche partite di... Sì, insomma, giuste di contorno. Senti, sentite, invece parlavamo prima della nazionale che era spuntata perché mancava un giocatore che non ha mai convinto in nazionale, che è Immobile, che però è un giocatore che comunque si danna, crea spazi, fa entrare gli altri, favorisce appunto gli inserimenti. Guardando la classifica dei marcatori ci si rende conto che lui è in testa alla classifica con 10 gol, innanzitutto. Però gli altri italiani sono molto più indietro, perché abbiamo al 7° posto abbiamo Berardi con 6 gol e Destro con 6 gol, quindi parliamo di un giocatore un po' in fase calante come Destro, e Berardi che comunque è un falso attaccante, perché punta, esatto. è un centrocampista, esatto. Tutti gli altri, poi Candreva, figurarsi Candreva con 5 reti. Guardiamo gli altri, abbiamo Simeone secondo con 9 gol, Zapata con 8, Joao Pedro con 8 del Cagliari, Dzeko con 6, con 7, Lautaro con 6, insomma, arrivato a un certo punto probabilmente soffriamo anche di una questione proprio strutturale, no? Noi certe volte andiamo a dire è colpa del campionato italiano, però se gli attaccanti i giocatori sono quelli, certo. Se andiamo a prendere gli attaccanti stranieri è anche una questione di scuola. Qual è il pensiero vostro? Ma anche sulla scuola italiana in generale, anche sui difensori. Una volta eravamo un po' la scuola del difensivismo e anche della crescita di determinati difensori, arcigni, la stessa cosa per i portieri. Qual è il pensiero dei ruoli del campionato italiano e quindi del nostro movimento sportivo? Ma io, scusami, parto io, Marco. Vai. Allora, io penso innanzitutto che bisogna capire che gioco tu vuoi fare, perché se a questo punto ti serve l'ariete
se non è l'Ariete, perché ormai è difficile trovare un attaccante che fa da Ariete, una persona che ti faccia girare tutti gli altri e quindi fare andare anche Immobile in profondità, ma perché non porti Petagna, per dire, che comunque è uno dei centravanti ancora che può fare questo tipo di lavoro e che è ancora, diciamo, in attività, perché Balotelli sì, vabbè, è in attività, ma Vabbè, non Balotelli è possiamo, un altro giocatore, esatto. non è più un centravanti quasi, no? Esatto, Ormai è io arretrato. parlo velocemente perché ti dico le Sì. cose che si sono dette in questi ultimi giorni. Sì. Poi per quanto riguarda la nostra rivoluzione tattica, cioè il fatto che l'Italia prima era una grandissima nazione che puntava molto sulla difesa, il problema è sempre lo stesso, non abbiamo tantissimi giovani difensori, tranne qualcuno, per esempio io ho visto molto bene Pellegrini della Juve, Sì. non è male, però il problema è che devono fare esperienza, non li puoi già mettere in una, diciamo, finale per entrare agli europei, perché queste sono finali quelli che ci andremo a giocare, quindi è difficile cambiare ora. Va bene, sentiamo Marco, poi dopo mi collego sempre allo stesso discorso facendo un parallelismo con il campionato inglese. Vai Marco. Guarda, intanto io farei un distinguo importante su difensivismo e fare difensori bravi, perché comunque è fondamentale. Non è che l'Italia aveva difensori bravi perché era difensivista. Assolutamente. L'Italia aveva difensori bravi perché c'era qualcuno che sapeva insegnare ai ragazzi a fare difensori e lo insegnava bene. Adesso, essendo uno dei ruoli più difficili, anzi probabilmente è anche cambiato il ruolo, anche un po'. Sì, anche quello del portiere, però non è che adesso non ci sono più portieri in Italia. Il ruolo del portiere in Italia è sempre stato, l'Italia è sempre stata la fucina di grandissimi portieri e lo sarà sempre. Quindi secondo me la differenza fra l'Italia e le altre nazioni è che diamo troppo poco spazio e investimenti ai giovani, a spazio mediatico, spazio di conoscenza. Faccio solo una brevissima cosa, 2 secondi. Io compravo il bolino sportivo tutte le settimane negli anni 80, non c'era una ricchiuna sul calcio giovanile, tranne forse il torneo di Viareggio che veniva presentato. Se comprando il kicker tedesco tutte le settimane negli anni 80 c'erano 2 pagine dedicate al calcio giovanile. E questo vuol dire che proprio la mentalità dell'italiano di considerare solo importante la Serie A, punto. Già la Serie B così, dalla Serie C in avanti non esiste nessuno, tantomeno le seconde squadre, le squadre di primavera, eccetera. Basta. Beh, quindi vuol dire che insomma c'è un fattore culturale che in qualche modo si riverbera nei decenni, no, da questo punto di vista. Mi è venuto in mente che gli inglesi, cioè gli italiani, no, vengono, perché torno sempre sulla polemica, ma noi abbiamo problemi. Indubbiamente tu hai portato un esempio, no, appena adesso con una pubblicazione storica come il Guerini Sportivo, ma cambia il calcio. Le squadre, i club devono far quadrare i conti, prendere giocatori che possono far entusiasmare le folle, quindi si prendono attaccanti soprattutto, qualche buon centrocampista, qualche buon difensore, qualche portiere importante e alla fine diciamo la parte giovanile viene messa in disparte. Quando vinciamo un campionato europeo, vabbè, però questa è una magagna che chiude un po' una magagna che noi abbiamo, però gli inglesi che vincono tutto a livello, stanno vincendo abbastanza negli ultimi anni col club, non vincono niente a livello di nazionale, e quando vedi vedi la nazionale inglese giocare, non è che giochi un calcio particolarmente sofisticato, e tu vedi che nei ruoli c'è anche il 34enne, c'è il giocatore di una certa età che gioca in un certo modo, il solito fluidificante, i 2 difensori arcigni. Allora questo cosa vuoi? Un portiere che non è che mi abbia entusiasmato sinceramente. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche loro soffrono, hanno un problema da quel punto di vista, perché l'offerta della loro nazionale ha consentito di arrivare per la seconda volta, arrivare a un risultato del genere e essere battuti in casa. Non hanno mai, eccetto il campionato del mondo del 66, non hanno vinto altro se non 2 quarti porti. Quindi ti sei risposto, Fulvio, posso intervenire? Prego. Allora, ti sei risposto. Cosa ha vinto l'Inghilterra tranne il mondiale giocato in casa nella sua storia? Ha vinto niente, niente. Quello, niente. Ha vinto il mondiale 66 giocato in casa. Quindi a loro non cambia niente.
Cioè sono abituati sulla nazionale a perdere e hanno sempre perso. Vabbè, ho capito, e però perdono penso, sempre. Quello che noi dobbiamo andare, ma no, è quello che voglio dirti questo, quello che noi dobbiamo andare a migliorare è la mentalità, performance dici? dei club. È la mentalità, dici? Ma a parte la mentalità, ma le performance dei club, la struttura del campionato. Perché a loro sono No, ho capaci. capito, ma loro, scusami, loro vincono a livello di club, ma non vincono a livello di nazionale. Ma Quindi perché ci sono altri giocatori lì. Noi vinciamo a livello di nazionale o non vinciamo a livello di club perché non abbiamo i soldi. Aspetta, vinciamo a livello nazionale, abbiamo vinto quest'estate, ok? Ma non è che vinciamo spesso con la nazionale. Allora, quello che noi dobbiamo andare a migliorare è la performance dei club, non la nazionale. La nazionale fa il suo trend, è giusto che non può sempre vincere, giustamente. Ogni tanto vince e va bene, ma è giusto che sia così. Gli inglesi sono abituati con la nazionale a perdere e quello faranno sempre. Però, ma quello che noi dobbiamo andare a copiare da loro è la struttura del campionato. Guadagnano miliardi in più rispetto a noi, vale il loro questo è il problema. Questo è il problema. Che è il problema nazionale. Io soldi che girano. Vabbè, chiudo la polemica perché altrimenti entriamo nella polemica più totale. No, la polemica nel senso che gli inglesi hanno la fetta più grossa perché sono riusciti a essere molto più internazionali con le proprietà internazionali, si sono messi a tavolino e hanno strutturato questa situazione. Noi non possiamo più replicare una cosa del genere perché di Cina, di televisioni cinesi ce ne sono solo quelle lì che riescono a dare dei soldi e a sostenere una premiership, e al tempo stesso ultimamente anche lo Stato ha dato soldi, lo Stato inglese ha dato soldi alle squadre del club, quindi da noi mancano i soldi, è sempre lo mancano stesso i giocatori, però chissà perché non vinciamo le coppe ma arriviamo a vincere una coppa come nazionale, e quindi alla fine vuol dire che non siamo così disastrati. Ma Fulvio, tu ti ricordi, scusami Marco, questo discorso noi lo facemmo tempo fa, sempre nella stessa trasmissione. Cioè, il problema dei vivai è che, come dice giustamente Marco, non si investe tantissimo, ma non si investe perché soldi non ce ne sono. Però il problema è che il fatto è che noi abbiamo i talenti, non è che non ce li abbiamo. E questo vale per tutti gli sport, tutti. Infatti abbiamo visto cosa ha vinto l'Italia alle Olimpiadi. Cioè, noi i talenti li abbiamo sempre avuti e ce li avremo sempre. Allora basta, mi hai dato la risposta. Abbiamo dei talenti, non abbiamo una struttura, non abbiamo una base. Infatti che dovrebbe partire dalla scuola, attenzione. Lo so, hai ragione. Questo è... Alfredo, tu in questo hai perfettamente ragione. Allora, partendo dalla scuola, perché tu sei operatore in quel settore didattico, invece ti chiedo quali sono i tuoi prossimi appuntamenti da un punto di vista invece professionale. Vediamo cosa fa DJ Alfred sì. Al venerdì a Milano. Giovane ero qui. Eri più giovane, ecco, ma eri molto indaffarato, è molto indaffarato qui, Sì, prossimi appuntamenti sempre il venerdì e il sabato al MIB, poi adesso ci saranno parecchi eventi perché sperando che non succeda nulla, perché non possiamo far finta di nulla, sappiamo, facciamo le dita, però il venerdì e il sabato sono sempre al MIB in Piazza Affari a Milano. Bene, allora siamo arrivati alla fine della trasmissione, abbiamo il momento di beneficenza, il nostro piccolo specchio, la finestrella che riguarda appunto Conosci Frederick, per le ricerche e la cura della tassia di Frederick. Il sito è www.per-emma.it, unisciti alla campagna ogni giorno per Emma. Sotto c'è l'IBAN, se qualcuno vuole contribuire, io li conosco e hanno bisogno. Benissimo, io ringrazio DJ Alfred, grazie Alfredo per aver partecipato. Alla prossima. Grazie a voi, grazie a te. Grazie, e poi ringrazio ovviamente Marco D'Avanzo, la storia statistica del calcio con Soccer Data, e alle prossime pubblicazioni che tanto vengono riaggiornate, vengono fuori di nuove, quindi insomma tanti auguri per la tua attività editoriale. Grazie per aver partecipato. A voi. Grazie di nuovo. Noi ci vediamo settimana prossima e quindi ringrazio ovviamente i nostri ospiti di oggi e ci vediamo settimana prossima con altri 2 ospiti per parlare di calcio in una forma sempre molto ma molto lieve. Buona serata.